piatto che faremo adesso è una calamarata con dei calamari freschi del nostro mare siciliano, ma utilizzeremo, la cosa più bella, che utilizzeremo una birra delle Madonie che darà un gusto eccezionale. La cardiopatia ischemica, anche questa di notevole importanza quale patologia a livello del sistema cardiocircolatorio, è legato alla formazione dei cosiddetti trombi. Ebbene, i grassi poliinsatori quale l'omega 3 e quindi il pesce, in particolare il pesce azzurro, grazie alla sua capacità di contrastare l'aggregazione plastinica, dà un grosso beneficio anche in questo tipo di patologia. L'acqua della pentola bolle, partiamo con la pasta, mettiamo il sale, in padella mettiamo l'olio, l'aglio, il peperoncino e tagliamo i calamari. Il taglio deve essere grossolano perché non si deve nascondere nella sua calamarata, nella pasta. Mettiamo le graffette, via, ok. Nel frattempo tagliamo i nostri pomodorini datterino. Questi pomodorini sono di Piana degli Albanesi, terreno molto fertile. È giunto il momento di utilizzare la nostra birra. È prodotto nelle Madonie e lasciamo andare il tutto. Aggiungiamo ancora un po' perché ci piace, profumo gradevolissimo, intenso. Aggiungiamo i pomodorini, pizzico di sale, prezzemolo. Diamo una girata al nostro buon condimento, il profumo della birra è schioppettante, aggiungiamo il nostro fumetto di pesce, passiamo la pasta. Siamo pronti per l'impiattamento. Impiattiamo.